Europee, Fratelli d'Italia boom in Veneto, segue il Partito Democratico, la Lega tiene, non si fa superare da Forza Italia, Vannacci ottiene tante preferenze anche a nord-est. Gli effetti del voto europeo in regione, il monito dei meloniani, il ciclo di Zaia è finito, Fratelli d'Italia vuole governare il Veneto. Elezioni comunali a Rovigo, unico capoluogo di provincia al voto in Veneto, lo spoglio procede molto a rilento, in testa cittadina candidata del centrodestra unito e Azione. Bassano del Grappa verso il ballottaggio, buon vantaggio per il candidato del centro-sinistra testa a testa tra i due sfidanti del centrodestra spaccato. Vittorio Veneto, la spaccatura nella Lega e l'espulsione di Darè bocciati dai cittadini Posocco e Bagliana andranno al ballottaggio tra 2 settimane. Davide Bortolato vince al primo turno, non c'è storia, Mogliano Veneto, il sindaco uscente candidato del centrodestra unito sbaraglia gli altri 2 concorrenti. Da Porto Gruaro a Scorzeda, Noale a Spinea, nei grandi comuni del veneziano si profila il secondo turno, ma è un testa a testa tra centrodestra e centrosinistra. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano inevitabilmente il voto che vi stiamo raccontando senza soluzione di continuità da ieri sera. Partiamo dalle comunali, partiamo dalla sfida a Rovigo. Abbiamo delle grafiche aggiornate, quindi andiamo nel capoluogo del Polesine. Valeria Cittadin che si presenta con il centrodestra unito più Azione 47,92%, Edoardo Gaffeo sindaco uscente che si presenta con il Movimento 5 Stelle 22,92%, poi c'è Palmiro Franco Tosini per il Partito Democratico 20,82% e ancora Antonio Rossini con una civica che è al 4,17%, c'è anche un altro candidato civico, Ezio Conchi, che è all'incirca sul 3%. Così dunque a Rovigo, ma ci sono 12 sezioni scrutinate su 55. E adesso subito a Bassano, l'altra grande sfida in Veneto, con noi c'è Monica Smiderle. Cosa succede a Bassano, Monica? Sì, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Sono con il candidato sindaco del centro-sinistra Roberto Campagnolo. Al momento il dato ufficiale ci dice che sono state scrutinate 19 sezioni su 41 per un totale di 8.907 voti. Allora, qual è la situazione? Sembra ormai sicuro che andrà al ballottaggio Roberto Campagnolo, che allo stato attuale raccoglie il 28,01% delle preferenze, e insomma c'è questo testa a testa tra Nicola Finco e Elena Pavan. Nicola Finco sostenuto da Lega, Democrazia Cristiana, Forza Italia e dalla Civica Finco. Testa a testa con Elena Pavan, che è il sindaco uscente, che invece è esponente di Fratelli d'Italia, Forza Bassano, e Elena Pavan sindaco. Allora, Roberto Campagnolo, c'è grande tensione, lo abbiamo incontrato qualche ora fa ed era davvero pensieroso. Adesso insomma la tensione si sta un po' allentando. Beh, c'è ancora prudenza, stiamo aspettando il risultato ufficiale definitivo. Per ora la sensazione è buona, però insomma aspettiamo l'ufficialità. Aspettiamo l'ufficialità, c'è sempre grande prudenza in questi casi naturalmente ed è comprensibile. Allora si prospetta un ballottaggio con Pavan o Finco. Chi teme meno? Chi teme di più? Io non temo, io ho rispetto per chiunque, per tutti quelli che si sono candidati a queste elezioni amministrative, ma soprattutto ho consapevolezza della nostra proposta. La nostra proposta è una proposta importante per Bassano, una proposta di unità e che tiene conto del fatto che chiunque diventerà sindaco di Bassano, con questi dati che tutto sommato sono abbastanza vicini, un'astensione importante, cioè vuol dire vota il 60% degli elettori, degli aventi diritto,
e chi vince con una percentuale che non arriva neanche al 30%, insomma questi ci dicono oggi i dati, quindi bisogna farsi carico di quelli che non sono venuti a votare e di quelli che in qualche maniera oggi non ti danno la fiducia se vuoi fare il sindaco di una Bassano che ritrova un senso di unità. I giochi sono ancora aperti, anche se lo scenario che si delinea è appunto questo, quando siamo a circa 20 sezioni scrutinate su 41. Va dato anche un altro dato, che è il successo, il grande risultato di una lista civica al momento, che a Bassano veniva definita la lista dei giovani, ma loro hanno detto sì, con il candidato sindaco Gianni Zenna, sì, siamo giovani ma sicuramente non siamo inesperti. Grazie, per il momento Monica. da Bassano del Grappa è tutto, la linea torna allo studio. Ti ringrazio davvero. Subito a Vittorio Veneto con Lina Paronetto e Simone Merlo, una delle sfide principali, per qualcuno la sfida principale. Lina. Eccoci qua, allora sta piovendo e quindi siamo in diretta, ma ci spostiamo lo stesso, Cristian, perché qui a Vittorio Veneto c'è un tempo un tantino ballerino oggi e allora noi, eccoli qua, i due candidati, va bene al ballottaggio ma non bagnati, vero ragazzi? Siamo con... Che capelli, Mirella Bagliana, eccola qua, candidata del centro-sinistra, Gianluca Posocco, il candidato diciamo di una parte del centrodestra appoggiato da Forza Italia, Gian Antonio D'Arè. Ce l'ha fatta ad arrivare al ballottaggio, è rimasto fuori di fatto Giovanni Braido, candidato di Lega e Fratelli d'Italia, malgrado i numeri davvero importanti che hanno fatto Fratelli d'Italia. Lega meno, ma Fratelli è andato oltre il 30%, ci si aspettava forse qualcosa di più. In fase di spoglio invece delle amministrative c'è stato un cambio. Cominciamo magari per cavalleria da Mirella. Gianluca, eccola qua, un buonissimo risultato, siamo al 40%, e quindi si va al ballottaggio con un bel distacco. Sì, innanzitutto buonasera a tutti. Noi siamo veramente soddisfatti del risultato raggiunto, l'avevamo un po' pronosticato, nel senso che abbiamo fatto una buonissima campagna elettorale, abbiamo avuto un'ottima risposta da parte dei cittadini, anche perché puntiamo tantissimo sulla partecipazione e quindi diciamo siamo veramente soddisfatti e ci auguriamo che questo trend positivo possa essere anche il risultato dell'eventuale sfida al ballottaggio. Ecco, Gianluca Posocco, ci fa un po' ridere perché è assicuratore contro la grandine nei vigneti eccetera, dicevamo, per cui mi sa che avrà da fare non solo in campagna elettorale in questi giorni ma anche altro. 33%, quindi ce l'avete fatta, scommessa vinta diciamo, anche quella di Tony D'Arè. Sì, scommessa vinta, siamo molto soddisfatti. Merito delle candidate consigliere e dei candidati consiglieri, perché abbiamo costruito un gruppo veramente importante, gente che sta nel territorio e quindi siamo riusciti ad arrivare a questo risultato importante. Adesso velocemente tutti e due, che 15 giorni saranno? Perché voi tutto sommato andate relativamente d'accordo, insomma bisognerà mangiarsi un po' reciprocamente i voti. Ma sì, d'accordo, andiamo perché c'è il rispetto reciproco che è una cosa giusta. Io dovrò parlare agli elettori del centrodestra senz'altro e proverò a parlare a quell'elettorato, il 50% dell'elettorato che è rimasto a casa in questo primo turno, soprattutto i giovani sotto i 30 anni che non sono andati a votare. Ecco, mentre come conservare questo vantaggio? Sì, beh, innanzitutto anche noi cercheremo di riportare assolutamente al voto tutti i nostri sostenitori, ma anche recuperare anche noi sull'astensionismo che è stato abbastanza forte in questo periodo, sì, in questi momenti, soprattutto le zone un po' più periferiche, mi viene in mente la Valle Pesina, e inoltre cercheremo anche di parlare al centro moderato, nel senso che la nostra coalizione è di centrosinistra ma ha tante civiche all'interno e quindi diciamo cerchiamo di guardare anche oltre proprio per la questione del rilancio della città. Benissimo, Cristian, noi spettinati ti restituiamo la linea in attesa di collegarci per Treviso. Assolutamente, mettetevi al riparo, mi raccomando. Adesso Lucio Zanato che sta seguendo l'evoluzione delle votazioni sull'asse del Terraglio tra Mogliano e Preganziol, se non sbaglio adesso è a Preganziol. Lucio, buonasera. Buonasera a te, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Sì, sono a Preganziol e sono vicino al nuovo sindaco, ovvero Elena Stocco. Però prima di parlare con lei ricordo anche Mogliano, dove invece il sindaco Bortolato è stato riconfermato già al primo turno con oltre il 50%. Ne parleremo nell'edizione di Treviso direttamente da Mogliano, ma intanto qui a Preganziol, perché pochi minuti fa di fatto è arrivata la conferma per Elena Stocco, vero? Oltre 200 voti, grande soddisfazione, un lavoro che continua. Certo, un lavoro
che continua con la forza di una squadra che si è presentata con tanti componenti che già facevano parte della precedente esperienza amministrativa, con nuovi innesti all'insegna della continuità. Quindi un bel lavoro da portare avanti con tanta responsabilità. Ecco, Cestaro, ovvero il perdente, cioè lo sconfitto, oltre che da fare i complimenti, ha detto molto al contatto il fatto che il centrodestra è partito tardi. Hanno fatto una ottima campagna elettorale, per cui i miei complimenti in ogni caso per le persone che si sono messe in gioco. Per quello che ci riguarda è stata una campagna elettorale davvero stimolante, ricchi di spunti, di contenuti, siamo stati molto presenti nei luoghi, nelle frazioni, per cui abbiamo anche raccolto dei temi importanti da sviluppare poi con il nuovo mandato amministrativo. Grazie Elena Stocco, a te la linea. Lucio Zanato con Nicoletta Rizzetto da Preganziol, poi Lucio ritornerà a Mogliano. A Mogliano vi mostro le immagini, l'ovazione per Davide Bortolato poco fa, eccolo qui, Davide Bortolato che quindi si conferma il primo turno sindaco di Mogliano Veneto. Adesso nel Veneto orientale con Anna De Roberto e Alberto Pivetta. Anna, a Portogruaro. Buonasera, eccoci, siamo a Portogruaro, siamo nel cuore di Portogruaro e siamo con Sara Moretto, ex parlamentare, quel 22% di preferenze che saranno l'ago della bilancia per il ballottaggio. Portogruaro va al ballottaggio, centrodestra contro il centrosinistra, dunque Luigi Toffolo contro Antonio Bertoncello. Sara Moretto è arrivata terza, ma questo suo 22% portato a casa di fatto davvero sarà l'ago della bilancia, anche perché all'interno della lista di Sara Moretto ci sono anche figure che facevano parte della passata amministrazione, oltre a nuove figure. Sara, come vi muoverete ora? Ma innanzitutto è evidente che il voto è stato molto condizionato dalle elezioni europee, abbiamo visto molte schede in cui c'era solo la croce sul simbolo, quindi un voto d'opinione, mentre i nostri voti sono stati oggettivamente sudati perché riguardavano un progetto civico per Portogruaro. Noi ci siamo fin dall'inizio dichiarati equidistante dai due poli, proprio perché abbiamo un progetto diverso. Nei prossimi giorni ovviamente ci riuniremo, faremo un'analisi anche dei risultati definitivi e assumeremo le nostre scelte. Come dicevi, tra le nostre fila ci sono esponenti che hanno fatto parte dell'ultima amministrazione ma anche delle precedenti, quindi valuteremo insieme come muoverci. Quindi è davvero un'incognita insomma a Portogruaro? Sì, direi di sì, che la partita è ancora del tutto aperta per le prossime 2 settimane. Cristian, dunque Portogruaro va al ballottaggio, vi ripetiamo le percentuali: Luigi Toffolo per ora è stanziato al 39%, Antonio Bertoncello 31,61%, Sara Moretto 23%, mentre Lida Manzato si è fermata al 5,22%. Grazie davvero Anna De Roberto, ritorneremo alle comunali, al voto amministrativo fra pochissimo, stiamo ovviamente riallineando tutti i nostri collegamenti. Il voto delle europee con Fratelli d'Italia che ha fatto boom, in crescita anche il Partito Democratico che può cantare vittoria. Un assessore regionale, 2 consiglieri regionali, 2 parlamentari, 3 sindaci, cioè non ci siamo risparmiati. Abbiamo cercato di essere quanto più rappresentativi dei territori possibili. Questa è la strategia che per Luca De Carlo, coordinatore regionale dei Meloniani, ha portato Fratelli d'Italia a primeggiare senza se e senza ma in Veneto, dove il partito della Premier fa la sua migliore performance a livello nazionale, 37,6% il risultato finale, in crescita rispetto alle politiche del 2022 di oltre il 7%, 230.000 le preferenze per Giorgia Meloni, seguita da Elena Donazzan, che in regione supera le 60.000, vincendo il derby tutto vicentino con Sergio Berlato, che tornerà a sua volta a Bruxelles. Tra i veneti anche il veronese Daniele Polato. Seconda formazione è il Partito Democratico, che sfiora il 19%, oltre il 25% se si guarda all'intera circoscrizione. Passano insieme a Stefano Bonaccini la vicentina Alessandra Moretti e il padovano Alessandro Zan. Siamo il primo partito sull'asse Patreve, il primo partito a Padova, Venezia, a Treviso. Questo ci fa ben sperare rispetto al futuro.
Resiste al terzo posto la Lega, ma il più votato non è un leghista ad hoc, bensì Roberto Vannacci. Oltre 70.000 i veneti che hanno scritto il suo nome, 140 a nord-est. Tranchant, l'assessore regionale Roberto Marcato, tra i più critici nei confronti del generale. Mettiamoci una decima sopra, scrive sui social. Segue la friulana Anna Maria Cisint, la sindaca anti-Islam di Monfalcone. Lega che però tira un sospiro di sollievo, non c'è stato il sorpasso, almeno in Veneto, di Forza Italia, registrato invece a livello nazionale. Antonio Tajani e Flavio Tosi da parte loro hanno superato entrambi i 30.000 voti, ma probabilmente a scattare, viste le probabili rinunce, alla fine sarà la friulana Sandra Savino. Quinta formazione a sorpresa è l'Alleanza Verdi-Sinistra. Mimmo Lucano, già candidato in altre circoscrizioni, potrebbe lasciare il seggio alla consigliera regionale Cristina Guarda. Per me è sostanziale l'impegno nei prossimi anni nella materia dei PFAS, della difesa dei cittadini, della salute e dell'ambiente dalle sostanze chimiche dannose e cancerogene che hanno causato più di 4.000 morti in più nel territorio più contaminato. Sopra la soglia di sbarramento il Movimento 5 Stelle. Sabrina Pignedoli sarà la sola a rappresentare il nord-est per i grillini. Un altro dato che secondo me è da rilevare in maniera negativa è il forte astensionismo che c'è stato. Questo sicuramente non è un dato positivo, proprio perché vuol dire che gli italiani vedono ancora molto lontana l'Europa. Astensionismo che in Veneto ha segnato un nuovo record. Un elettore su 2 di fatto non ha votato per le europee. Sopra la soglia di sbarramento, ma solo in Veneto azione non basta per evitare la debacle. Allora siamo pronti a collegarci con Spinea, con Ilaria Marchiori. Ilaria. Eccoci qui Cristian, siamo a Spinea, siamo al ballottaggio e qui con noi abbiamo ormai 2 sfidanti, Claudio Tessari e Franco Bevilacqua. Allora Tessari, la sfida adesso è tra di voi, altre 2 settimane e poi ci sarà il voto finale. Adesso comincia la corsa vera, nel senso che la campagna elettorale ha rappresentato una sorta di primarie, soprattutto nel centrodestra. Adesso bisognerà che insieme troviamo la quadra perché gli elettori possano ritornare a dare fiducia ad una compagine che si riconosce appunto nel centrodestra e nelle liste civiche. Bevilacqua, lei se l'aspettava di arrivare a questo risultato? Allora, pensavamo di arrivare al ballottaggio, non arrivare a questo risultato. Questo risultato va oltre le nostre più rosee aspettative, ma probabilmente ha trainato anche anche dal punto di vista nazionale, alcune liste hanno portato molti voti, quindi adesso noi ci prepariamo per la sfida che, come ha detto anche Claudio Tessari, è l'ultima sfida, sono gli ultimi 100 metri, quelli più importanti, e stiamo correndo entrambi, per cui noi crediamo di avere una squadra, un gruppo molto affiatato e quindi di presentarci in leggero vantaggio, ma questo leggero vantaggio lo dobbiamo tenere ben stretto. Ilaria. Ha sentito il suo sfidante? Certo, io credo che uno debba giocare tutte le sue carte, è nelle cose, questo significa che noi ci sentiremo impegnati ancora di più perché vogliamo far prevalere presso l'elettorato l'idea di città che abbiamo, che è una idea di città solidale e aperta, ma sicuramente più vivibile, più tranquilla, più sicura, più pulita. E allora grazie a Claudio Tessari e a Franco Bevilacqua, un in bocca al lupo, e qui da Spinea restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, e noi ritorniamo alle reazioni della politica regionale dopo il voto, su tutte quella di Luca Zaia che parla di vittoria, riconosce la vittoria di Giorgia Meloni, ma aggiunge anche altro. La vincitrice di queste elezioni è sicuramente una leader che è Giorgia Meloni, dopodiché abbiamo visto anche in passato dei grandi exploit come il nostro nel 2019 con un Veneto che era quasi al 50%, 49,9% con Matteo Salvini, e 5 anni prima sempre alle europee Matteo Renzi che fece il 42% in Veneto. Diciamo che natura non faccia il salto, la vera sfida adesso è mantenerli i voti. Più che riprendere i voti, la vera sfida è mantenerli. Zaia lo ripete più volte, ricordando le cadute di politici italiani che poco prima erano stati protagonisti di straordinari exploit alle elezioni europee.
Questo risultato è oltre le mie aspettative, però è anche il giudizio che io avevo chiesto al Veneto e ai veneti soprattutto. Con 63.000 preferenze, Elena Donazzan è stata dopo Giorgia Meloni la più votata di Fratelli d'Italia nella circoscrizione nord-est. Assessore regionale al lavoro e all'istruzione dal 2005, vola a Bruxelles dopo essere stata per quasi 20 anni accanto a Zaia, prima quando lui era vicepresidente di Galan, poi nelle 3 giunte da presidente. Oggi, che dopo 2 decenni le loro strade si dividono, Zaia reagisce così ad una domanda sui festeggiamenti per l'elezione del suo assessore. Intanto mi piacerebbe sapere chi ti ha detto che ho abbracciato Elena Donazzan. Io le ho solo fatto i complimenti perché penso che un assessore mio, quando ha un buon risultato, è giusto complimentarsi, punto. Ecco, detto questo, ti ha anche detto che ha portato le paste? Allora te lo dico io. Col 37,6% Fratelli d'Italia è il triplo dei voti della Lega e quando tra poco si voterà per le regionali, Elena Donazzan è pronta a tornare a Venezia per candidarsi alla guida del Veneto. È sempre il mio sogno, quello resta, io non cambio idee e neanche posizioni. Nel caso in cui non dovesse esserci una modifica di legge, quindi Zaia non potesse più fare il presidente, Fratelli d'Italia potrebbe non rivendicare ma proporre una candidatura alla presidenza. E non nascondo che tra questi io metto sempre la mia disponibilità al servizio dei veneti e di Fratelli d'Italia. Più che le percentuali dei partiti, Zaia sottolinea un altro dato: per la prima volta alle europee non si è superato il 50% dei votanti. In Veneto il tasso di affluenza è stato del 52,6, 10 punti in meno rispetto al 2019. Guardate che è inquietante vedere che sono delle regioni, soprattutto le isole, che hanno fatto un 36-37% di affluenza alle urne, ma al di là del fatto che valutazioni politiche vogliamo fare con dati con un'affluenza delle urne quando il 60% dei cittadini se ne sta a casa? Il consenso va, diciamo, con delle curve che sono veramente delle montagne russe. Vedremo al prossimo giro cosa ci consegnerà. Vi do anche degli aggiornamenti dal Padovano. Nei 4 comuni padovani sopra i 15.000 abitanti prosegue con più lentezza lo spoglio delle schede, anche se sembra delinearsi l'ipotesi del ballottaggio. A Monselice testa a testa tra la sindaca uscente Giorgia Bedin e l'ex sindaco di Arquà Luca Callegaro. A Rubano in testa Chiara Buson, che stacca di almeno 10 punti il candidato Luigi Sposato, con cui si profila il ballottaggio. A Selvazzano Dentro sembra si vada verso il ballottaggio tra Giovanna Rossi e Mariano Fuschi. A Cadoneghe in vantaggio l'uscente Marco Schiesaro, al momento sopra il 50%, quando mancano ancora alcune sezioni importanti, e potrebbe andare al ballottaggio con la candidata del PD Paola Sartorato. Dal Veneto è quindi tutto. Subito dopo la sigla c'è il meteo, poi Venezia, Treviso, e ci sarà una lunga serata elettorale. Per il momento è tutto.